Non vedi un vigile, non vedi nessuno, ti vedi solo dopo 2 mesi arrivare la multa a casa. Non penso che sia una bella cosa. Questa è un'altra cosa per far soldi, penso. Varchi elettronici agli ingressi del centro storico. I trevigiani sono perplessi se non contrari. Le nuove telecamere attive da metà marzo, posizionate negli 8 accessi individuati dall'amministrazione al centro del capoluogo della Marca, sono percepite ancora una volta come un tentativo del comune di far cassa da un lato e dall'altro l'ennesimo contributo negativo allo spopolamento del centro. Siccome i vigili non prendono abbastanza soldi per le multe, chi deve girare in città praticamente, la città muore. Se vogliamo ripopolare un po' la città, sicuramente bisognerebbe far arrivare la gente fino in centro, perché altrimenti questo vuol dire rendere un centro deserto, pedonale, basta. Centro off limits alle auto uguale città che si svuota. I trevigiani concordano: se l'amministrazione persegue questa strada deve anche trovare soluzioni alternative per non far morire il centro. O comunque perlomeno che ci sia parcheggio, creare parcheggi nuovi. E fare delle navette che ti portano in centro, allora sarebbe una cosa ben fatta, insomma, una cosa fatta a regola d'arte, ecco, dare dei servizi, insomma. Se in centro i varchi elettronici fanno da deterrente all'ingresso in auto, in tangenziale compaiono 2 nuovi autovelox. Spariscono i vecchi bidoni grigio e arancio e compaiono autovelox elevati. Miglior visuale e impossibilità di sfuggire. Per l'automobilista la vita si fa sempre più difficile. In tangenziale adesso dovranno mettere 2 rilevatori, per cui ci saranno più multe ancora da prendere. Vorrei sapere quanti soldi fa il comune, cioè con le multe a fine anno.